Buongiorno a tutti carissimi amici e buon inizio settimana. Oggi in studio ci sono io, Martina Reolon, per il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave in blu. Siamo a lunedì 25 gennaio, andiamo a leggere i quotidiani locali per vedere appunto quali sono le principali notizie pubblicate oggi. Ci limitiamo al Gazzettino in quanto per l'accesso all'edizione digitale del Corriere delle Alpi ci sono oggi dei problemi, probabilmente verranno risolti a brevissimo, ma non riusciamo ad accedervi, quindi ci limitiamo al Gazzettino. Ecco qui la prima pagina del Gazzettino dell'edizione del Nord-Est. Crisi, i ristori sono a rischio. Il provvedimento da 32 miliardi potrebbe slittare senza una maggioranza politica certa. Vanno ancora messi a punto i sostegni per le categorie penalizzate dalle chiusure. Una crisi, una difficoltà che potrebbe appunto, che sta emergendo a causa della stessa crisi di governo. Andremo poi a leggere l'articolo. Zaia, andiamo in Veneto in questo caso per quanto riguarda la vaccinazione anti-Covid, domani altre 50.000 dosi ma serviranno per i richiami. Il governatore, se salta una fornitura si inceppa la macchina. Come sappiamo sono state notevolmente ridotte da parte di Pfizer le dosi di vaccino che stanno arrivando anche in Italia. Ci sono le fiale di Moderna di cui questa settimana si attendono 5.400 dosi in Veneto. Adesso andremo a leggere anche qui l'approfondimento. Pochi vaccini fino a giugno, il governo produrli in Italia, il focus a livello nazionale. Andiamo quindi all'interno, proprio per le notizie che riguardano la crisi e i ristori. La crisi minaccia il decreto ristori, rischio slittamento, si legge a pagina 4. Senza governo in carica e maggioranza certa, resta in bilico il provvedimento da 32 miliardi. Vanno ancora messi a punto i sostegni per le categorie penalizzate dalle chiusure. Ecco qui si legge nell'articolo come la crisi rallenta il decreto ristori 5, che serve soprattutto ad estendere gli aiuti economici alle partite IVA a partire dai contributi a fondo perduto, con un occhio a quelle categorie che non erano rientrate nei 4 precedenti provvedimenti. Grazie al voto positivo ottenuto dal Parlamento la scorsa settimana sullo scostamento di bilancio e ai 32 miliardi di risorse messi sul piatto, il governo possiede gli strumenti finanziari per agire e dare così una risposta al paese a corto di liquidità. Ma c'è un ma, appunto, la situazione di incertezza sulla tenuta dell'esecutivo rende tutto estremamente incerto, a cominciare da taluni aspetti costituzionali. Palazzo Chigi aveva immaginato di varare il decreto entro fine gennaio, ma se le cose dovessero precipitare fino alla caduta di Conte, cosa accadrebbe? Italia Viva ha più volte confermato che appoggerà comunque il decreto assicurando i voti necessari, ma nella maggioranza, soprattutto nel PD e al Ministero dell'Economia, nutrono seri dubbi sul fatto che un esecutivo dimissionario, chiamato a svolgere l'ordinaria amministrazione, potrebbe licenziare un provvedimento che vale praticamente come una manovra di bilancio, senza considerare che la maggioranza ha perso il controllo delle commissioni parlamentari di riferimento dopo l'uscita degli esponenti espressione del partito di Renzi. Insomma, le spine sono molte e manca una bussola politica di riferimento, quindi resta in bilico il provvedimento da 32 miliardi. Andando avanti, c'è un articolo a pagina 5 in cui ci sono le dichiarazioni di Davide Sassoli, che è il presidente del Parlamento europeo, anzi è solo l'articolo e a sua firma l'articolo. Il recovery non aspetta, l'Italia non può fermarsi. Il presidente del Parlamento europeo dice: non bastano le risorse se poi si usano male, a Bruxelles c'è la massima attenzione sulla stabilità politica del nostro paese. Questo sottolinea il presidente del Parlamento europeo. E per quanto riguarda i vaccini anti-Covid, quindi una crisi che si aggiunge a un'altra crisi, la lotta al virus, pochi vaccini fino a giugno, il governo produrli in Italia, Pfizer è pronta a ripartire. Oggi a Bruxelles il vertice con AstraZeneca, che è l'altro vaccino, l'Unione Europea chiederà conto del taglio delle forniture. Si pensa di coinvolgere le nostre aziende per realizzare il farmaco, ma i tempi in questo caso sono lunghi. La formula è collaudata anche in altri paesi. In India il colosso Serum produce il vaccino per AstraZeneca. In Thailandia lo stesso farmaco uscirà dagli stabilimenti dell'industria farmaceutica Siam Bioscience. Alla luce della doppia frenata di Pfizer e di AstraZeneca, che nei rispettivi stabilimenti, entrambi in Belgio, hanno avuto problemi e di conseguenza hanno tagliato le forniture all'Italia, si potrebbe utilizzare lo stesso modello anche nel nostro paese. Pfizer ha provato a rassicurare a Sky TG24 e ha fatto sapere che la prossima settimana le consegne dei vaccini torneranno a regime, ma i problemi restano e per questo c'è la
la spinta verso l'ampliamento dei centri produttivi grazie all'accordo tra diverse aziende. È una notizia di cui si parlava anche nei giorni scorsi. Intanto, sommando Pfizer e Moderna, a fine gennaio saranno state consegnate meno di 2 milioni di dosi, a febbraio, contando anche AstraZeneca, se venerdì avrà l'autorizzazione di EMA, se ne aggiungeranno 6,3 milioni, a marzo 6,4. Anche stando ai numeri ufficiali, alla fine del primo trimestre avremo protetto solo 7,5 milioni di italiani. Il vero buco nero c'è nel trimestre successivo, dovrebbero arrivare altre 32 milioni di dosi, ma 17 milioni sono di Pfizer e Moderna, il resto è Johnson Johnson, un vaccino per il quale non sappiamo quando e se arriverà il sì da parte della scienza. E alla casella AstraZeneca, nelle slide che circolano all'ufficio del commissario e inviate anche alle regioni, c'è scritto ND, non sono disponibili quindi dati certi. Andiamo a leggere quindi quello che si sta preannunciando per il Veneto. C'è un'intervista a pagina 8 al presidente della regione del Veneto Luca Zaia che dice: non finiremo vittime dei colossi farmaceutici. Il governatore aspetta per domani 50.000 vaccini Pfizer, servono solo per i richiami, dice. Noi in giallo, i dati sono incoraggianti, meno restrizioni se si rispettano le regole. Luca Zaia, presidente, è fiducioso, dice che la campagna vaccinale non può essere interrotta e guarda a Cina e Russia. Da quanto ci è stato prospettato nel primo trimestre 2021, la fornitura a livello nazionale dei vaccini AstraZeneca scenderà da 8 milioni a 3,4 milioni, quindi meno della metà. Di Moderna dovremmo avere 100.000 dosi a gennaio, 650.000 a febbraio, 570.000 a marzo, per un totale di 1,3 milioni. Quanto a Pfizer si parla di 1,8 milioni a gennaio, 3 milioni e 360.000 a febbraio, 4 milioni e 760.000 a marzo, e contando le 480.000 dosi di Pfizer di dicembre arriviamo a poco più di 15 milioni di dosi. Dobbiamo fare di tutto per non essere vittime di questi colossi farmaceutici. Non può essere dimenticato che dietro la vaccinazione c'è un piano di organizzazione. Per quanto riguarda le forniture promesse, la consegna dovrebbe avvenire martedì 26 gennaio, quindi domani. Devono arrivare poco più di 50.000 dosi, 24.570 della scorsa settimana con il riequilibrio concordato e altre 25.000 che è la fornitura settimanale decurtata però del 29%. Pfizer ha detto che le 50.000 dosi sono confermate e con le fiale di Moderna, di cui questa settimana si attendono 5.400 dosi, si faranno solo le prime vaccinazioni. Con Pfizer invece si faranno solo i richiami. Quindi è ovvio che ci sia preoccupazione. Intanto la curva dei contagi in Veneto è calata, però ieri si sono registrati altri 41 morti, quindi l'attenzione deve rimanere senza dubbio molto alta. Andiamo avanti e ci spostiamo alle pagine del Gazzettino espressamente dedicate alla provincia di Belluno. Ieri c'è stato l'allarme lanciato dal presidente della provincia Roberto Padrin: nevicate, casse comunali in rosso, si legge. Le precipitazioni di questo inverno hanno esaurito i budget, incognite sulle capacità del territorio di fronteggiare il meteo. Da inizio dicembre ci sono state ben 5 emergenze. E a proposito di precipitazioni, a Col dei Baldi ieri si sono superati i 3 metri di neve, quindi nevicate davvero eccezionali. E c'è l'emergenza che riguarda la fauna. Gli animali stremati sono prigionieri nei boschi, andremo a leggere l'articolo di Fontanive. E poi ancora, alberghi chiusi per la pandemia, beffa delle bollette, a ricevere i conti da capogiro un centinaio di esercizi commerciali. Si parla della bolletta di BIM GSP quale acconto per il consumo dell'acqua. Per quanto riguarda il coronavirus, ieri in provincia di Belluno si sono registrati altri 2 morti e ancora servizio civile del comune, la grande fuga dei volontari, in questo caso siamo a Belluno, volontari del servizio civile anziani cercasi, da una trentina a 7 sono crollati i numeri di chi già in pensione decide di impegnarsi a servizio del comune, e c'è un approfondimento a cura di Alessia Trentin.
Andiamo quindi all'interno. La notizia principale riguarda le difficoltà dei comuni, troppe precipitazioni, i comuni ora a secco. Ieri un'altra giornata di ricognizione dopo l'ennesima perturbazione nevosa, ma la provincia si fa portavoce del grido dei sindaci che sono rimasti senza risorse. L'articolo è di Federica Fante. Ieri è stato il giorno della ricognizione, l'ennesimo da dicembre dopo l'ennesima precipitazione nevosa, e il sindaco di Longarone, presidente della provincia Roberto Padrina, ha avviato una ricognizione sul territorio chiamando a raccolta i suoi colleghi sindaci, e da Palazzo Piloni si leva la voce appunto di Padrin. Il problema maggiore riguarda le risorse, le nevicate hanno esaurito i budget dei comuni montani per i piani neve. Da stamattina gli operai comunali e tutti i mezzi disponibili sono nuovamente al lavoro per lo sgombero neve, diceva ieri Tatiana Paisbecker, sindaco di Auronzo. Si segnalano alcuni problemi di allagamenti sulla sede stradale a causa di tombotti ostruiti da neve e ghiaccio. Il bollettino di neve fresca caduta al suolo diffuso ieri da ARPAV segnava 90 cm in 24 ore a Ravalles, quindi quasi un metro di neve, 80 sul Falzarego, un metro a Col dei Baldi, dove al suolo si sono accumulati oltre 3 metri di neve. Il pericolo valanghe ieri era forte, sempre forte, grado 4 su 5, e per questo gran parte dei passi dolomitici sono rimasti chiusi. Veneto Strade infatti ieri mattina ha comunicato la chiusura anche della strada provinciale 149 di Cimagrappa, sempre per il pericolo valanghe. Ma quanto potrà resistere la provincia, che dal 5 dicembre scorso ha già attraversato 6 emergenze meteo? Quanto potranno andare avanti gli sforzi degli amministratori e dei volontari? E proprio dopo l'ultimo episodio di maltempo la provincia ha voluto capire quale fosse la situazione sul territorio, soprattutto in montagna, dove sono caduti dai 30 ai 90 cm di neve fresca, che si sommano al già consistente manto bianco delle nevicate d'inizio anno. E Massimo Bortoluzzi, che è consigliere delegato della Protezione Civile, ha contattato i sindaci del Comelico, dell'Alto Cadore e delle parti alte della provincia per capire se ci fossero particolari criticità. Ho chiamato gli amministratori, dice Bortoluzzi, per far sentire la vicinanza dell'ente provincia e per portare le istanze del territorio agli enti preposti a livello regionale e centrale. Il problema è un altro: i comuni stanno esaurendo e in molti casi hanno già dato fondo al budget previsto per i piani nevi. Il presidente della provincia va più a fondo della questione. Di fatto gli enti locali non hanno risorse a sufficienza per far fronte alle situazioni create dalle emergenze meteo. C'è poi, come dicevamo prima, come leggevamo prima, la questione fauna, che è stremata per la troppa neve, un inverno difficile. In Valle di Garesse è stato trovato morto di freddo e fatica un cervo, sull'Ansiei salvata dalla protezione civile una piccola femmina. Lo hanno trovato in Valle di Garesse con il muso rivolto nella neve, rannicchiato sotto una piccola sporgenza di un tetto dove aveva cercato riparo dal freddo e dalla neve. Un cervo maschio adulto è morto così, stremato dalla fatica e dalla fame, in un unico spasmo di dolore e di sofferenza. Solo le lunghe corna sporgevano dalla neve, si è dovuto ricorrere ad una ruspa per poterlo recuperare, ed è solo uno dei tanti animali che in inverni difficili come quelli non riescono a superare le immense fatiche nel solcare la neve e nel procurarsi del cibo, anche questo sommerso dal manto bianco. A dare notizia del salvataggio di una piccola femmina di cervo, invece stremata sull'Ansiei, è stato l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Soccorsa dal gruppo di protezione civile di Auronzo, ha scritto Bottacin, scaldata e rifocillata e successivamente consegnata alle guardie provinciali. L'articolo è di Dario Fontanive. Come provincia, dice l'assessore, il consigliere con delega caccia e pesca Franco De Bon della provincia, stiamo procedendo con metodologia scientifica nella gestione della fauna selvatica attraverso censimenti delle singole specie per avere il numero aggiornato, e nel momento che sappiamo in che numero questa specie è presente sul nostro territorio facciamo i piani di abbattimento. Tempo addietro abbiamo rilevato una grossa moria di camosci a causa della rogna. In questo caso, constatato che il numero dei camosci si era ridotto, abbiamo chiuso la caccia per preservare la specie. Si legge appunto in questo articolo di Dario Fontanive. E poi c'è questa notizia che riguarda, in questo caso siamo a pagina 5 dell'edizione di Belluno del Gazzettino, 100 bollette pazze per gli alberghi chiusi. A Rocca Pietro gli esercenti fermi da mesi si sono visti recapitare maxi conti per l'acqua, la giustificazione dell'ente dei servizi idrici a causa delle nevicate, rilevazioni impossibili. Quindi una situazione che è un po' del paradossale, e c'è anche una bolletta, una copia di una bolletta in cui si vede l'importo totale di 690,60 euro con scadenza il 25 di gennaio.
Becchi e bastonati, così ci siamo sentiti quando abbiamo ricevuto la bolletta BIM GSP che chiedeva l'acconto per il consumo dell'acqua. Ma di cosa stiamo parlando? Siamo chiusi da mesi e le previsioni per il futuro relativamente a possibili aperture sono tutt'altro che rose. Lo sfogo dell'albergatore Matteo Nesello è rappresentativo di tanti suoi colleghi che in questi giorni si sono visti recapitare posta non proprio desiderata e che hanno chiesto l'intervento del loro sindaco Andrea De Bernardin. Un paradosso in una stagione in cui il turismo invernale non è mai decollato. Pronta la replica dell'ente gestore. In attesa di una lettura effettiva dei contatori, resa impossibile a causa della tanta neve, le fatture verranno annullate, dice BIM GSP. L'articolo è di Raffaella Gabrieli. È di questi giorni, racconta Nesello, che è titolare dell'Hotel Pineta di Boscoverde di Roccapietore, il ricevimento di una pesante bolletta dell'acqua da parte di BIM GSP. Quando l'ho vista mi è venuto un colpo, quasi 700 euro. Se la quota dei mesi estivi l'ho pagata con la fattura arrivata a metà ottobre nel frattempo, per l'intero periodo autunnale sino ad oggi clienti non ce ne sono stati. Nell'ultimo quadrimestre non abbiamo incassato un euro e le previsioni sono pessimistiche. Chiedere simili cifre mi pare un tantino azzardato. Oltre a Nesello sono anche altri gli albergatori che hanno lanciato l'allarme, hanno telefonato, chiamato il sindaco Andrea De Bernardin. Nel giro di poche ore, afferma il primo cittadino, ho ricevuto diverse segnalazioni da parte dei miei compaesani. Ho quindi subito cercato di capire cosa stesse accadendo. E la situazione è questa, risponde l'ente gestore BIM GSP, abbiamo circa 100 bollette, già tutte individuate per lo più di Roccapietore ma anche di altri comuni, che sono state emesse con fatturazione in acconto e non come anticipo del 2021. Ciò vuol dire che i consumi indicati in bolletta relativi al 2020 e non al 2021 sono stati calcolati facendo una stima e non sulla base della lettura del contatore. Questo è dipeso dall'abbondante nevicata del mese scorso che ha costretto gli addetti a interrompere la lettura dei contatori. Non avendo il dato reale, dice ancora BIM GSP, la bolletta è stata elaborata in acconto e non in base al consumo effettivo registrato dal contatore. Per alcune utenze, come ad esempio gli alberghi, chiusi per lunghi periodi nel 2020, la stima è stata naturalmente alta rispetto all'utilizzo reale avuto nel 2020. Questo centinaio di utenze sono già state identificate, le contatteremo tutte nei prossimi giorni così da annullare le bollette già emesse e rifarle con il consumo effettivo. Andiamo avanti e leggiamo ancora un paio di notizie prima di chiudere l'appuntamento di oggi. Andiamo in questo caso, parliamo di elezioni comunali e andiamo ad Alano di Piave, noi pronti a ricandidarci e a sfidare gli avversari. La squadra di Serenella Bogana correrà compatta alle prossime elezioni comunali, la speranza è che ci sia anche una lista alternativa che renda frizzante la corsa, l'articolo di Fulvio Mondin. Mancano pochi mesi, misure anti-Covid permettendo, alle elezioni comunali e anche il gruppo Uniti per Alano, che ha governato il comune Bassofeltrino negli ultimi 5 anni, sta tirando le somme di quanto fatto e ponendo nuove basi per il futuro. Leader indiscussa del gruppo e attuale sindaco è Amalia Serenella Bogana, che senza titubanze ha confermato che la compagine, probabilmente priva di qualche attuale componente che sarà sostituito da qualche volto nuovo, ha la ferma volontà di riproporsi alla prossima tornata elettorale. Abbiamo avviato e programmato, dice la Bogana, tutta una serie di opere sul territorio che ci pare doveroso, sempre che i cittadini ci diano il consenso, portare a termine. Quindi, appunto, come si diceva, tutti l'attuale squadra ha tutta l'intenzione di ricandidarsi. Però il sindaco corrente dovrebbe correre per la poltrona da primo cittadino, ma non è escluso il cambio con Spada. Su chi sarà il candidato sindaco sembra che non ci siano grossi dubbi, anche se Bogana non esclude che potrebbe essere un candidato sindaco diverso. Fra le potenziali alternative ci potrebbe essere il 59enne ingegnere civile Luigi Spada, fido e preciso collaboratore di Serenella Bogana, che però appunto non fornisce alcun dettaglio in più in merito. Andiamo avanti. Qui un incidente che si è verificato ieri a Ponte nelle Alpi. Purtroppo protagonista è un'ambulanza con ferito che si è schiantata, come si legge nel titolo. L'incidente è avvenuto ieri sulla statale di Viale Cadore. Il mezzo è finito contro il cavalcavia. Soccorsi 4 occupanti. Sul posto sono accorsi altri 2 veicoli di soccorso del 118. L'equipaggio e l'80enne in barella sono stati subito dimessi. Un mistero le cause dell'incidente che è terminato ieri con un'ambulanza finita fuori strada contro un palo mentre viaggiava verso l'ospedale con il paziente che aveva bisogno di cure a bordo. È accaduto attorno alle 9:30 in Viale Cadore all'altezza del cavalcavia, siamo a Ponte nelle Alpi. Il bilancio è di 4 persone ferite, soccorso ovviamente con altre 2 ambulanze. La dinamica dello schianto è al vaglio della Polizia Stradale di Feltre, intervenuta per i rilievi di legge.
Il mezzo di soccorso stava percorrendo Viale Cadore in direzione da Longarone al Bivio, in comune di Ponte nelle Alpi. L'ambulanza, con a bordo un equipaggio di volontari del SUM che stava effettuando il trasferimento di una paziente ottantenne, all'improvviso avrebbe perso aderenza al terreno. L'asfalto per qualche motivo era viscido, è stato detto dai coinvolti. La certezza è che nonostante le basse temperature l'asfalto non era ghiacciato. Fatto sta che l'autista ha perso il controllo del veicolo, che è andato a schiantarsi contro lo spigolo del ponte del cavalcavia della ferrovia che aveva appena imboccato. Sono arrivati subito i soccorsi, l'ambulanza incidentata è stata recuperata con l'autogru dei vigili del fuoco per essere portata via dal soccorso stradale. La paziente trasportata è quella che ha riportato i traumi minori, solo tanto spavento, contusioni e ferite invece per gli altri 3 occupanti del mezzo, vale a dire i volontari, una donna di 68 anni e 2 uomini, uno di 25 e uno di 65 anni. Tutti sono stati affidati alle cure dei medici del pronto soccorso del San Martino, sono stati dimessi poco dopo, per fortuna, quindi senza conseguenze. Leggiamo l'ultima notizia che riguarda in questo caso un appuntamento che si sta avvicinando, parliamo dei mondiali di sci dal 7 al 21 febbraio, tutti d'accordo, si legge nel titolo, scuole chiuse. La decisione di tenere i ragazzi a casa era stata concordata da Fondazione, Comune e presidi, visto il traffico che ci sarà. Le scuole di Cortina saranno chiuse durante gli ormai imminenti campionati del mondo di sci alpino che cominceranno tra 2 settimane. La decisione è stata presa in accordo tra amministrazione comunale, Fondazione Cortina 2021 e dirigenti scolastici del Polo Valboite e dell'Istituto Comprensivo. Si è tenuto conto che nel periodo dal 7 al 21 febbraio 2021 l'area dove si trovano le scuole sarà interessata da un traffico molto notevole, da un traffico elevato e da consistenti flussi di persone. Per quanto riguarda appunto la decisione delle scuole, Fondazione Cortina 2021, sentiti i soggetti interessati, ha suggerito la soluzione della didattica a distanza al fine di minimizzare possibili disagi e criticità per evidenti motivi logistici e di sicurezza. Va inoltre precisato che era da tempo che i soggetti coinvolti stavano dialogando per trovare una soluzione a queste criticità, comunica la Fondazione, e in uno scenario normale, senza le restrizioni sanitarie di contrasto al Covid-19, si era già deciso che quelle giornate di febbraio sarebbero state dedicate allo sport, con la partecipazione degli studenti alle gare organizzate sulle Tofane. Purtroppo però, per evidenti ragioni legate all'evoluzione della pandemia, questa proposta non è chiaramente percorribile. La chiusura delle scuole è perciò una soluzione concertata, finalizzata ad attutire i disagi che ci si augura siano compresi. L'articolo è di Marco Di Bona, che riguarda appunto questo imminente appuntamento. E con questo articolo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo puntuali domattina alle 8:30, intanto vi invitiamo a seguire le notizie che pubblichiamo sul nostro sito www.amicodelpopolo.it. Un buon inizio settimana a tutti, un sereno lunedì e a prestissimo, grazie, arrivederci.